Oggi Open Day all'Istituto Martin Luther King per illustrare alle famiglie quali sono gli indirizzi di studio che il Martin Luther King offre per poter iscrivere i propri figli e quindi decidere il proprio futuro didattico. Sì, oggi è una giornata importante per il King perché ovviamente è il giorno in cui incontriamo quelli che saranno i nostri futuri alunni. Insieme agli alunni nostri, speriamo, i nostri futuri alunni, tanti genitori molto interessati anche a conoscere la struttura della scuola e capire tutti gli indirizzi che abbiamo. Ovviamente è una scuola che offre una variegata offerta formativa, abbiamo l'indirizzo scientifico, tradizionale opzione scienze applicate, scienze umane, tradizionale e opzione economico-sociale, il linguistico, liceo linguistico e dopo ancora abbiamo anche il liceo artistico ad indirizzo audiovisivo multimediale. E ovviamente anche il curriculum è stato fortemente indirizzato a quella che è l'esigenza dell'utenza, un'utenza molto attenta. Infatti già da 3 anni abbiamo la sperimentazione della curvatura biomedica per il liceo scientifico tradizionale e scienze applicate e nonché quest'anno abbiamo arricchito l'offerta formativa del liceo scientifico tradizionale inserendo un progetto di informatica e prime basi di intelligenza artificiale, quindi è una scuola molto attenta alle esigenze formative degli alunni. Noi crediamo nella formazione a 360 gradi dei nostri futuri cittadini, pertanto tutto il King è pronto ad accoglierlo e non solo, anche a sviluppare le potenzialità, a creare e scoprire eccellenze e potenziare il percorso di ciascuno di loro. La vostra attività non è solo didattica, ma si articola anche in tantissime iniziative che spesso noi seguiamo, dedicate anche a approfondimenti culturali, incontri con autori, insomma tante iniziative che aprono la scuola anche al mondo esterno. Sì, è chiaro che il nostro PTOF viene incontro a quelle che sono le esigenze del territorio. La scuola è un'agenzia educativa, pertanto deve accogliere tutte le richieste che provengono da una Favara che sicuramente è molto sensibile alle manifestazioni culturali e che crede nel valore delle nuove generazioni e quindi tante attività, dalla legalità alla promozione per l'inclusione, alla valorizzazione della diversità. Devo dire che tante associazioni anche culturali che ci sono vicine e che sicuramente sempre di più potenziano la nostra offerta formativa. La vostra didattica è arricchita notevolmente dai tanti laboratori che avete qui in istituto? Sì, anche a livello strutturale la scuola ha una situazione veramente ideale, abbiamo diversi laboratori, il laboratorio audiovisivo multimediale, abbiamo il laboratorio di chimica, di fisica, il laboratorio di informatica, per cui ci sono tanti spazi aperti e tanti spazi dedicati veramente all'apprendimento e nonché anche per ultimo stiamo per attivare i percorsi previsti dal PNRR che ci consentiranno di rendere la nostra scuola ancora più competitiva e ancora più all'avanguardia. C'è anche una collaborazione per chi vuole praticamente mastica poco il rapporto con la tattica digitale, le iscrizioni sono digitali, insomma la vostra scuola è anche aperta in qualunque momento alla segreteria per eventuali chiarimenti. Sicuramente, i nostri uffici sono aperti la mattina, sono aperti il pomeriggio, sia il martedì pomeriggio che il giovedì pomeriggio, quindi veniteci a trovare, nel caso ci contattate e siamo a vostra completa disposizione.